È stato il mio professore all'Università di Urbino, Carlo Bo, grande critico letterario nazionale, che saputo che ero di Treviso, anche se io sono nato a Oderzo, comunque di Treviso, mi ha detto: ah, allora le scrivo 2 righe che le porterà il mio caro amico Comisso, che così avrà modo di conoscerlo direttamente, perché io già leggevo sul Gazzettino gli Elzeviri di Comisso, che non immaginavo vivesse a Treviso, pensavo a Venezia quantomeno. E quindi sono venuto in città e sono andato alla sua casa a Santa Maria del Rovere, ho preso un appuntamento telefonico e gli ho consegnato la lettera del mio professore, di Carlo Bo. E dice: beh, se ti ha mandato Carlo Bo è una benedizione per me, perché io ho bisogno proprio di un aiuto per scrivere, per battere a macchina che non so, quindi aiutarmi. Io ho detto: devo imparare, quindi ho un maestro a Urbino e un maestro ancora più importante a Treviso. E quindi è iniziato nel 1963 questo sodalizio con Giovanni Commisso, che è durato fino alla sua morte nel 69. Un'anima fanciullesca, pura, e un osservatore acuto anche delle minime cose. Infatti lui aveva un suo distico che aveva creato, aveva scritto, che basta un frammento per stabilire un'opera d'arte, cioè per capire se quell'oggetto appartiene a un processo più ampio di un'opera d'arte. E infatti la sua letteratura è tutta fatta per frammenti cuciti insieme dalla sua facilità e scorrevolezza nello stile, uno stile molto puro. Lui, per esempio, niente la H davanti al verbo avere, perché questa aspirazione toscana, dialettale, non ha nulla a che fare con la lingua pura. E poi mi ricordo che nel 1968 l'editore Longanesi ha pubblicato l'opera Omnia e lui mi ha dato una copia di ognuno dei suoi libri, che erano già più di una ventina, con una regola che mi aveva scritto su un pezzo di cartone, i vari punti di come dovevo correggere questi libri per poi darli all'editore in maniera che avessero una uniformità di stile. Quindi non, per esempio, pel invece che per il, bisogna mettere per il, perché il pel è questo qui, non colla con la, insomma una serie di istruzioni. Questo per me è stato molto utile, perché ho avuto così anche la necessità di leggere tutto quello che aveva scritto, e poi avevo un archivio di ritagli dei suoi articoli, perché lui è impropriamente detto giornalista, solo perché pubblicava sui giornali. Giovanni Commisso è stato uno scrittore di grande valore, però ancora non riconosciuto per quello che merita. Ma lui stesso diceva: cosa vuoi? I contemporanei non è che capiscano granché. Forse 50 anni dopo la mia morte, ora ci siamo già, forse a Treviso toglieranno la statua della Teresona, che è la statua a fianco alla Sala dei 300, lì in piazza, l'Indipendenza, e metteranno una statua di Commisso con un libro in mano. Alle mie spalle c'è la sua casa di città, dove viveva la famiglia del suo autista, il famoso Gigetto Figallo, con la moglie e la Barbara, la figlia, e Diego. Poi i 2 ragazzi erano stati adottati da Giovanni, che non aveva famiglia, praticamente era la sua famiglia. Quando veniva in città, questa era la sua base, veniva o a riposarsi o a prendere un caffè o a ricevere degli amici. La Prima Guerra Mondiale, in parte volontario per avventura, in parte perché coscritto, ecco, l'ha fatta proprio sul terreno difficile, no? Della Venezia Giulia, quindi la rotta di Caporetto. Ha seguito proprio anche quasi in prima fila, o almeno in seconda fila, le atrocità della guerra, e ha scritto un libro bellissimo, bellissimo, Giorni di guerra, che poi è la base anche del film La Grande Guerra, no? In la Seconda Guerra Mondiale lui si è rifugiato in una idilliaca, come possiamo dire, area agreste, che è a Zero Branco, dove aveva comprato una casa colonica, e in questa casa riceveva gli amici, scriveva, viveva con la vecchia madre. Il periodo della Seconda Guerra Mondiale l'ha vissuto male, per la lotta che c'è stata, guerra civile, molto forte qui da noi,
nel corso della quale ha perso anche una persona cara, e quindi è stata una brutta esperienza. Non ne ha scritto molto, perché durante il periodo della permanenza a Zero Branco, del soggiorno a Zero Branco, lui ha scritto forse il suo capolavoro, La mia casa di campagna, che è un libro meraviglioso ed è di altissima letteratura, di grande semplicità, ma di profondità, di sentimenti. Una letteratura di getto, proprio non cerebrale, assolutamente aderente alla vita quotidiana, anche alla vita minima, delle persone minime, che non sono mai protagonisti di nulla, come la gente delle nostre campagne, la gente dei nostri mercati, perché lui trovava lo spunto, appunto, come si diceva, con quel suo distico, no? Che basta un frammento, trovava lo spunto per scrivere da qualsiasi piccola cosa. Io lo chiamavo maestro e lui diceva, ma cosa ti posso insegnare? Scrivi quello che senti e scrivilo nel modo più semplice possibile. E diceva, fai tanti punti, poche virgole e stai aderente alle tue sensazioni, alla tua sensibilità. Meglio essere retroguardia, ma sapendo cosa si è, piuttosto che avanguardia per copiare le mode. Perché da retroguardia, se sei sincero e leale con te stesso, sicuramente diventi avanguardia.